Let's shot, vai! Desce, sobe, sobe, desce, Deixando ela descer, deixando ela descer, deixando ela descer. sobe. Olha, Xandão, o comando e você vai ter que jogar. Quando eu mandar você desce, que desce. Quando eu mandar você quica. Olha, Xandão, o comando e você vai ter que jogar. Quando eu mandar você desce, que desce. Quando eu mandar você quica. O mundão se acaba quando a Alexa lança braba. Lexa, oi. Manda esse olhinho pra elas. Manda esse olhinho pra elas. Lexa, oi. Manda esse olhinho pra elas. Manda esse olhinho pra elas. Let's shot, vai! Desce, sobe, sobe, desce, Deixando ela descer, deixando ela descer, deixando ela descer. sobe. Un grandissimo buongiorno a tutti, carissimi amici telespettatori. Quest'oggi ci troviamo all'interno del Venexino. Il Venexino è uno dei locali più popolari di tutto il Padovano e quest'oggi avremo il piacere di intervistare il titolare, il signor Davide Pedon. Buongiorno a tutti, sono Davide Pedon, il titolare del Venexino. Prima di tutto voglio ringraziare la signora Lediana e tutta l'emittente della 9. Io da poco ho intrapreso anche questa nuova avventura, ho comprato il Venexino. Il Venexino, appunto, come diceva Lediana prima, è uno dei locali più in voga, più famosi di Padova. Siamo specializzati nel tramezzino gourmet, un tramezzino che ho portato per la prima volta a New York, successivamente a Roma e Jesolo e finalmente qui a Padova, la mia città. E il Venexino non è solo famoso per il tramezzino, anzi è super famoso per gli aperitivi e anche per un'ottima cucina dello chef Enrico Bovo, è specializzata nel pesce. Il Venexino in questa situazione attuale si è attrezzato con il takeaway e con i delivery. Vi aspettiamo numerosi, grazie. Il tramezzino più famoso d'America approda al Venexino di Padova in via San Fermo. Direttamente da New York, Davide Pedon porta al Venexino di Padova il vero tramezzino gourmet che ha conquistato la Grande Mela. 3 strati di vera goduria gustativa con farciture sorprendenti accompagnati da ottime bollicine. Scopri e riscopri il vero tramezzino gourmet e il rinnovato menù de Il Venexino in via San Fermo 45, nel cuore di Padova, nel cuore dei padovani. ilvenexino.it.
Un grandissimo buongiorno a tutti, carissimi amici telespettatori e ben sintonizzati su Scoop Eventi. Un grandissimo buongiorno anche a te Giovanni, complimenti per la camicia, ti sta da Dio, come stai? Si vede che mi piacciono i complimenti, grazie davvero Lediana, un saluto come sempre a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Bene, io ricordo a tutti quanti i telespettatori a casa che ci stanno guardando che quest'oggi è venuta a trovarci un ospite molto attesa e molto gradita per la programmazione di Scoop Eventi. Sicuramente Giovanni, già i telespettatori a casa si stanno chiedendo ma dove l'abbiamo vista? Dove l'abbiamo vista? L'hanno riconosciuta. Esatto, lei è Young Mad e ha realizzato insieme a me la canzone Panamera e oltre a Panamera ha già ideato e realizzato tantissimi brani musicali che potete anche rivedere su YouTube. Mad, benvenuta, come stai? Grazie, tutto bene? Ciao Lediana, ciao Giovanni, saluto tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Madda, io sono davvero contentissima di averti qua con noi e ormai io e Madda siamo sempre insieme perché ci chiamano le radio, il mattino di Padova, un po' di qua, un po' di là, quindi Sì. tra radio e televisioni ormai siamo sempre in vero. giro. Madda, se magari vuoi presentarti ai telespettatori a casa che non ti conoscono e si sono appena sintonizzati. Certo, io sono Maddalena Rambaldi, in arte Young Mad, e vengo da Padova, faccio musica, per precisazione trap e niente. Beh, comunque Madda, io volevo complimentarmi con te, io già ti conosco, però anche per me è difficile anche presentarti perché ormai già ci conosciamo, però ti presento per i telespettatori a casa. Io volevo complimentarmi con te perché so che comunque nel tempo hai riscontrato un diverso successo. Io spiego anche ai telespettatori a casa, Giovanni tu già lo sai che io e Madda ci siamo conosciute l'anno scorso e io stavo cercando una collaborazione, un feat e mi hanno presentato Madda perché già lei scriveva testi reggaeton, scusami trap, però io volevo creare un reggaeton trap e lei si è unita a me e da là l'ho conosciuta e davvero sono contentissima perché insieme a lei stiamo avendo anche tantissimo successo. Abbiamo da poco realizzato la canzone Panamera che ormai ha girato un po' tutta Italia, ecco, e dove ovviamente i telespettatori a casa potranno anche rivederla su YouTube e questo anche merito suo di Madda, però prima della canzone Panamera Madda già era un personaggio conosciuto soprattutto nel padovano. Madda, se magari vuoi raccontare un po' quando hai iniziato la tua esperienza, ecco, questo tuo mondo lavorativo. Certo, io è da sempre che comunque ho la passione per la musica, da quando sono anche bambina, e poi ho avuto la fortuna di avere la mia compagnia, il mio gruppo di amici, con cui ovviamente ci vediamo ogni giorno e siamo sempre insieme, che abbiamo questa passione in comune, quindi abbiamo deciso di unirla e creare il nostro gruppo, ovvero Young Boys, e per portare avanti questa passione insieme, un sogno collettivo, diciamo. Ecco, ma Madda, invece la tua famiglia cosa ne pensa della musica, di questo percorso che stai facendo? Ecco. La mia famiglia fortunatamente mi appoggia, è molto contenta del riscontro che sto avendo, delle canzoni che faccio, soprattutto perché nomino spesso mia mamma, quindi anche lei è felice di questo. E niente, mi appoggio in tutto ciò, quindi questa è una cosa fondamentale, penso, no? Se non abbiamo la famiglia che ci appoggia diventa tutto più difficile. Quindi sono grata di questo. Bravissima Madda, io anche volevo dire anche ai telespettatori a casa che le canzoni che fa Madda sono sempre canzoni che vanno molto, ecco, non sono volgari, che questa è una cosa positiva. E invece Madda, prima della canzone che abbiamo fatto insieme, tu cosa ti immaginavi per il tuo futuro? Io sinceramente sono partita entrando in questo mondo senza avere una prospettiva ben precisa, non mi aspettavo di spaccare subito o di avere un riscontro positivo subito, anzi ero molto incerta. Però uscendo con la prima canzone, come hai detto tu, Pandino, abbiamo avuto un ottimo riscontro a Padova, quindi mi ha fatto capire questo, che avevo intrapreso la strada giusta e di continuare in ciò, perché ovviamente è molto importante il riscontro che abbiamo dal pubblico, perché anche se tu puoi essere convinto in qualcosa che fai, però se non hai riscontro ti senti sempre in difetto, diciamo, no? Beh, Madda, io a proposito di Pandino, io ho qua pronto il videoservizio proprio della tua canzone Pandino, quindi direi alla regia di mandare in onda il videoservizio in modo tale che i telespettatori a casa possano ascoltare questa canzone, quindi prego regia con le immagini.
pezzi, come in Olanda. Voglio girare l'Italia sopra una cazzo di Panda, non me ne frega, sono soltanto con la mia banda. Sono Giangara, mi tifa già tutta la piazza. Sparo in testa a questi rapper, sono tutti scemi. Mia sorella se ti prende pussi ti fa pezzi. Se ti becco con la Panda torni in carro attrezzi. Infami tutti uguali, bene che li ho persi. Non me ne frega se parli tanto non ti sentono. Questi coglioni che pensano pure di prendermi. Tanto baby non me rendo mai. Con la famiglia non quiero guai. Follow massista, look at my eyes. I'm in a panda, eat the fries. Sopra il mio pandino, yeah. Non salgono infami, giuro papi che domani ti compro un Ferrari, Young boys, oh yeah. Sopra il mio pandino, yeah. Non c'è il finestrino, yeah. Sono ancora in giro, yeah. Young mad. Little boys wearing Gucci, Fendi and Prada. Baby, I'm on Panda, Rari, Lambo, Panda. Yeah, you have the first and you think you're rich. And we have the third and there's your bitch. Let me get high, dangerous fight, troubles in my mind, yeah. I don't speak twice, I wanna fly, hear my flow is ice, yeah. I don't know what I have, I feel strange, I feel bad. I'm on bed, here's my head, like my head is not on earth. I want money from my mom, so I can say that you were wrong. If I never study at all, I am trying to be someone, yeah. Ay, I say fuck yeah, ay, I'm so fucked up. On my panda, on my world, I am driving by my own. I am turning on my phone, so don't call me, I'm alone, yeah. Ay, yeah, I'm mad, ay. Young boys. Oh yeah, sopra il mio pandino, yeah. Non c'è il finestrino, yeah. Sono ancora in giro, yeah. La società di ingegneria Riva Nuova SRL fornisce supporto concreto alle aziende private e pubbliche per risolvere problemi inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione delle pratiche ambientali, la redazione di pratiche urbanistiche, la progettazione architettonica e strutturale. Inoltre, nella divisione immobiliare, costruisce, gestisce e vende immobili di proprietà direttamente progettati dall'azienda. La società si occupa di progettazione, edilizia, corsi di formazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, pratiche ambientali. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, Madda, complimenti per la canzone. Grazie. Cioè, avete proprio visto una trasformazione, perché da Madda qua che è tranquilla e timida la vediamo sopra le macchine, un po' come l'uomo ragno. Beh Madda, complimenti e complimenti anche per la tua collaborazione. Hai collaborato con questa canzone anche con Omar, sì. E se magari vuoi anche raccontare la tua amicizia con Omar e anche la collaborazione lavorativa, che ovviamente Omar è un cantante molto forte che piace molto, certo. E quindi ti faccio i complimenti anche a lui, lo saluto. E lo salutiamo. Certo, Omar è uno dei miei fratelli, insieme a tutta la compagnia siamo proprio una famiglia, non è una semplice compagnia, è proprio un gruppo che ci ritroviamo ogni giorno, siamo della stessa zona, abbiamo creato un nostro studio, quindi ci troviamo lì a fare progetti, canzoni nuove e niente, io ringrazio infatti loro, comunque il mio gruppo, perché senza di loro penso che non avrei mai intrapreso questa strada, anche se da sempre me la sento dentro, la strada della musica. Però da soli è tutto un po' più difficile, no? Sei sempre più incerto. E quindi ringrazio loro per questo. Beh Madda, comunque tu hai anche partecipato, io colgo anche l'occasione per ricordarlo ai telespettatori a casa, ai live, che è una cosa ovviamente prima di questo periodo che abbiamo tutti quanti dove non ci sono gli eventi, ecco. E che emozione si prova a salire sul palco con un sacco di gente? Beh, sicuramente è un'emozione fantastica. Io, essendo una persona introversa, non amo espormi tanto al pubblico, non amo essere al centro dell'attenzione, diciamo, però essendo già col mio gruppo e il fatto che la gente sia lì ad aspettare che noi siamo là per cantare, questo ti dà una carica immensa, direi, no? Un'energia assurda.
Io anche guardando anche i tuoi video, anche su Instagram, ovviamente prima di conoscerti, no? E mi ha colpito molto il tuo personaggio. Adesso io già ti conosco, però ti parlo anche da estranea, perché ti dico anche cose che magari non ti ho detto e sicuramente sarai contenta. E ti vedo, allora, parlando con te adesso e anche avendo le telecamere e tutto quanto, e parlando anche col pubblico a casa, sei una persona molto timida, come tu ti sei definita, però io ho notato che quando tu sali sul palco ti trasformi, cioè tu riesci a caricare la gente. Sì, vero, perché io penso che comunque ogni artista abbia, diciamo, un doppio personaggio, no? La persona che è realmente e la persona che dimostra di essere. Quindi io nella mia realtà di tutti i giorni, nella mia quotidianità, sono una persona introversa, no? Quindi sto nel mio, non mi piace espormi tanto, non mi piacciono le attenzioni, però quando sei un personaggio pubblico devi comunque devi esporti, no? Devi farti vedere alla gente, devi dire la tua opinione, devi essere più estroverso, diciamo. E tu hai qualche, per esempio, persona su cui ti ispiri nelle tue canzoni? Non so, hai un personaggio che ti piace? Ma sì, ce ne sono tanti che mi piacciono, che mi ispiro principalmente, non più di tanto, però che mi piacciono sì, non tanto italiani, a parte che io ascolto un po' tutto il genere, sia dall'italiano all'America. E tu parli anche l'inglese? Sì, certo. E infatti è là in America che ci sono i miei preferiti, ad esempio uno dei miei esempi è stato XXXTentacion, non so se qualcuno lo conosce, è stata una mia grande ispirazione lui, proprio per il suo modo di essere, neanche per il suo artista. Più per il suo modo. Com'è questa? Beh, adesso purtroppo non c'è più, però quando era in vita dava sempre un messaggio di positività, no? Che se tu vuoi ottenere qualcosa puoi farcela, se tu sogni qualcosa puoi ottenerlo. E questo è fondamentale secondo me, se tu hai un sogno devi per forza realizzarlo. Un messaggio di fiducia comunque. Esatto, di determinazione soprattutto. E Giovanni, cosa si prova a vedere la cantante dal vivo? Come te l'aspettavi così, la Madda? No, beh, sei sicuramente un personaggio, assolutamente. Mi dispiace che, nel senso, anche te come cantante adesso tu non possa comunque fare dei live, no? Penso sia una grande mancanza un po' per tutti i cantanti. Sì, certo. No? È la parte penso migliore, no? Esatto, in questo periodo penso che tutti noi cantanti, artisti in generale stiamo soffrendo per questo, perché fare live è un'emozione assurda, comunque poter mandare un messaggio dal vivo, vedere gli occhi delle persone che ti guardano emozionati, quello ti dà tanto. Anche perché pubblicare comunque una canzone in questo momento, sì, magari hai dei riscontri magari sui social, certo. però non è lo stesso di magari portarlo in giro, non so. Esatto, sicuramente non è la stessa emozione di vedere una persona emozionata mentre ti ascolta, quello ti dà molto di più rispetto al commento sui social. Adesso Madda ti faccio anche una domanda da esterno, no? Come mai hai accettato la collaborazione per Panamera? Che cosa ti ha spinto a entrare nel pezzo, ecco, Panamera? La cosa che mi ha spinto principalmente è sicuramente la tua grande determinazione, perché ti ho vista molto con gli occhi puntati sul tuo obiettivo, centrata su quello che volevi fare, quindi questo mi ha dato la carica anche a me, diciamo, di continuare il tuo progetto e di darti una mano per questo. Io sono stata davvero molto contenta perché telespettatori a casa già lo sanno, io va bene, sono un'imprenditrice, una conduttrice televisiva e tutto, però per quanto riguarda il settore musicale per me era la prima volta, no? Ed è la prima volta e proprio per questo ho scelto proprio questo tipo di musica, no? Perché questo tipo di musica, soprattutto la trap, dà possibilità un po' a tutti, no? Perché è c'è la base, è un parlato, ecco, dove ovviamente c'è chi ha più esperienza e può fare trap parlato un po' cantato, invece chi come me era alle prime armi, che dopo alla fine è venuto un grande successo, ma per dire, no? Erano gli inizi, era un po' difficile, e la cosa che a me ha fatto davvero piacere è che Madda si sia proprio fidata di me, nonostante lei avesse già esperienza, perché per tutti quanti quelle persone che magari vogliono intraprendere questo settore musicale, no? Per una persona che ha già l'esperienza, fare una collaborazione con una persona che non ce l'ha di esperienza può essere una vincita ma come una perdita, perché il suo personaggio può tranquillamente crollare. E la cosa che a me ha
mi è piaciuta e per quello che io adesso collaborerò sempre con Young Mad, e infatti i pezzi li scriviamo sempre insieme, anche il prossimo pezzo che stiamo preparando, e stamattina proprio, no stamattina scusami, sì, stamattina abbiamo fatto proprio l'intervista in radio a Stereo Città, e prepareremo un altro pezzo e io proprio mi affiancherò sempre a lei, perché comunque ho capito che lei è una persona che è stata mandata nella mia vita proprio giusta, perché ha capito quello di cui ho bisogno, e per cui voglio proprio restare al suo fianco, perché comunque lei mi ha sostenuto quando magari nessuno ci credeva in me, e questa cosa l'ho apprezzata molto, ecco. Quindi io dico anche a tutti quanti i cantanti a casa che a volte un po' anche come Elettra Lamborghini, no? Elettra Lamborghini non era conosciuta quando ha iniziato, però comunque lei aveva la voglia di fare, la voglia di inventare, infatti dopo ha studiato anche un po' di più il ballo, no? E dopo ha catturato anche l'attenzione della gente. Quindi per tutti quanti i cantanti, se magari qualcuno vi propone una collaborazione e voi già avete fatto qualche canzone, non dovete mai dare nulla per scontato, perché magari proprio quella persona che non ha mai fatto una canzone potrebbe stupirvi rispetto magari a un'altra che ne ha fatte 50.000 ma alla fine non ha portato a niente, giusto Madda? Certo, sicuramente hai ragione. Bisogna credere comunque nel singolo progetto, ecco, tipo in questo tu avevi l'idea, tu giustamente l'hai sostenuta e quindi ed è nata. Esatto, è è anche una coppia vincente, perché lei sa i miei punti deboli, lei ha capito, io mi sono fatta vedere subito come personaggio a lei, ma anche come figura umana, per cui lei sa già chi sono io, e io ovviamente non ho ancora quell'esperienza come lei di capire bene chi è Madda, però diciamo che anche quando abbiamo organizzato la canzone Panamera, no? Lei mi trovava il fotografo, lei mi ha trovato il videomaker, io trovavo le macchine, io trovavo gli elicotteri. Diciamo che ognuna compensa ciò che manca all'altra. Sì, cioè ci siamo. Speciali, ecco. Bravissimo, però io trovo tutto, ecco. Però la Madda anche lei mi ha stupito, perché nonostante magari ha qualche anno in meno di me, è stata fortissima, è riuscita a trovarmi tutto, e ho capito che lei ha anche una mentalità molto imprenditoriale, per cui io proprio per questo, infatti io scherzando e ridendo le ho detto proprio prima che ci chiamasse la radio, ho detto Madda, vedrai che un giorno mi toccherà proprio tirarti via magari da alcune collaborazioni per tenerti vicino a me, o magari darti qualcosa sotto banco, perché alla fine secondo me Madda comunque ha sempre avuto successo. Io potrei anche diventare il tuo manager, perché ti sto facendo tanta pubblicità. Ecco, ha sempre avuto successo già prima di conoscere me, però adesso con anche le idee che ho in mente io, e anche con la sua esperienza, secondo me potremo fare grandi cose. Già abbiamo avuto un bel riscontro, Madda, penso che sei stata contenta anche te. Molto, molto. Prima è venuto il Mattino di Padova a contattarci, poi la radio, Stereo Città. Che poi comunque andare d'accordo così anche tra artisti, cioè non è scontato. Esatto, quella è una cosa fondamentale. Cioè non è facile comunque fare collaborazioni con tutti. Esatto. Quindi perché prima di andare d'accordo artisticamente parlando, diciamo, bisogna andare d'accordo umanamente parlando, immagino, quindi per forza, esatto. Noi abbiamo avuto questa affinità, sì. questo feeling che ci ha portato ad andare avanti. Subito. Come dicevo prima, ognuna di noi compensa il difetto, diciamo, le mancanze dell'altra. È una bellissima cosa, quindi ci aspettiamo tante nuove canzoni. Quindi... Lo sai la cosa che mi affascina, perché anche mi sono legata, diciamo, alla Madda, no? Perché la cosa che mi affascina proprio di lei e del suo personaggio è, io ovviamente tutti quanti sapete che io gioco a calcio, no? E sono nata con i maschi, ho tantissimi amici maschi, no? E per cui sono sempre stato un maschiaccio. E quando ho iniziato, insomma, a intraprendere il mondo dello spettacolo, purtroppo non potevo più girare con la tuta. Ho iniziato a mettere i vestiti, a essere un po' più femminile, no? Però dentro di me non ho mai perso quel lato, diciamo, da ragazza normale, di patronato, che andavo a giocare e tutto. Ad oggi purtroppo col lavoro che faccio non posso più permettermi di uscire come io desidero. E la cosa che mi ha affascinato di lei e che mi affascina è che quando la rivedo me anni fa,
magari quando io uscivo tranquillamente vestita come mi pareva a me, perché alla fine lei è questo personaggio qua, è lei, Esatto. cioè lei è così, non è così solo quando viene in TV, è così quando lei, Madda, adesso anche una cosa che a me ha colpito molto, ha lavorato anche negli studi degli avvocati, no? Sì. E le ho detto, Madda, ma come vai vestita dall'avvocato? Vado così. E sono rimasta perché questo vuol dire grande segno di grande personalità, perché se una persona si fa accettare per quella che è e soprattutto in uno studio di avvocati e lei andava così, vuol dire che loro hanno riconosciuto il suo valore e non è l'abito che fa il monaco, quindi lei poteva andare vestita come cavolo le pareva, ma comunque non perdeva mai la sua importanza. Esatto. Questa è la cosa che a me anche ha colpito e ogni volta che le parlo mi piace. Io ridendo e scherzando come oggi quando l'ho vista, gli ho detto ma dove vai così? Ma io rido e scherzo ma alla fine mi diverto, perché comunque anche quella è una particolarità, come magari lei quando mi chiede ma perché hai l'anello così? E io ho detto perché c'è il leone, hai capito? Quindi ognuno di noi ognuno di noi ha le sue particolarità e quindi questa cosa mi piace. E Madda, adesso, oltre a fare anche la canzone che ne faremo altri insieme, hai anche qualche altro progetto con gli altri ragazzi? Sì, sicuramente. Io col mio gruppo adesso stiamo lavorando a 2 NP, quindi c'è tanto lavoro dietro ovviamente, perché un EP è un insieme di canzoni, quindi cerchiamo di buttarle fuori tutte le nostre canzoni migliori, quelle venute meglio, quelle che ci rappresentano di più. E niente, aspettiamo un riscontro anche qui, speriamo positivo. Bene Madda, io direi di mandare in onda Panamera e dopo noi ci rivediamo in studio per i saluti, quindi prego Certo. regia con le immagini. Non puoi cambiare il passato, puoi cambiare il futuro. Certa gente ti ha usato, altra ti ha illuso, altri ti hanno infamato. Dopo che hai dato aiuto, quindi se tu vuoi farlo, fallo senza nessuno. Voglio soldi per mamma, champagne sotto una palma, festa mattina e sera con la gente che balla. La musica palla, non ascolto chi sparla. Sto sopra un Panamera mentre gente mi guarda, ok? Su una barca con la vista a mare, con gli infami ha niente a che fare. Mi ricordo tutti a criticare, ora sono io che non ci voglio stare. Baby baila conmigo fino al mattino, muovi il bacino, yeah, culo latino, lo muove a ritmo, sotto il vestito, yeah. Faccio un party ogni sera, oh 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 oh. Su un Panamera, oh 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 oh. Senza spendere soldi, su barche e tramonti. Faccio un party ogni sera. Guarda dove sto adesso, ora chi mi acclama mi ha dato sempre del cesso. Legata alla strada ma sogno di aver successo. Dormo presto, se mi scrivi io non esco. Ah, se mi scrivi io non esco, faccio la VIP. Sai già che lo muovo a tempo come sul beat. Ora che hai ascoltato il pezzo mi chiedi il fit. Sparo rime, torni a casa poi ti dico rip. Dico rip, faccio un trick come in Champions League. Se vuoi il beef scrivimi, io ti lascio lì. Zero diss, mando kiss, non parlo agli snitch. Vado in gym o a Parì, sono io la queen. Ho cambiato casa ma non ho cambiato strada. Ho cercato plata per fare felice mamma. La vedrò contenta con una borsa gucciata. E non parlar d'amore che il tuo amore non dà nada. Baby ti presi di mira, mi piace se sei cattiva. Baby doll sul Porsche, mi piace quando respira. Luce Fendi mentre fumo sativa. Tic toc, il successo arriva. Prendiamo quel volo diretto per Miami Sud. 3 di notte le distesa sul mio letto. Poi che succede se facciamo su e giù? Ora guardo dall'alto chi mi guardava dall'alto. Ora penso solo al cash e penso a come farlo. A uno come me non devi lasciarlo. Dentro nella testa poi non pensi ad altro. Facciamo quel bagno di notte. Mentiresti dicendo di no. È un po' come tentare la sorte. Bravo ragazzo mica un gigolò. Io che penso di amarla. So che lei stasera fa la brava. Non mi interessa di chi mi acclama. Voglio solo la mia madama. E baby andiamo che ti porto via. Via da qui e baby andiamo che ti porto via. Dimmi di sì e baby andiamo via. Che sia lunedì o giovedì. Perché a noi piace così. Faccio un party ogni sera, oh 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 oh. Su un Panamera, oh 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 oh. Senza spendere soldi.
Spettacolo The Dream. Avan spettacolo Venice Cabaret, primo cabaret dinner show in Italia. Una location elegante, raffinata e curata nei minimi dettagli. Cornice perfetta per serate all'insegna dell'intrattenimento di classe. Omaggiato dalla Regione Veneto, questo premio speciale realizzato dai Mastri Vetrai di Murano. Le eccellenze di questa attività oggi si vedono anche nelle persone. Credo che questa sera ne abbiamo l'esempio, una bella serata, grandi artisti, grandi protagonisti dell'economia, della cultura, dello spettacolo. Fabio Cassini. Lo slogan della regione del Veneto è The Land of Venice, è lo slogan che si promuove nel mondo. Leone di vetro alla carriera 2020 all'attore Franco Nero. Avan Spettacolo The Dream. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, spero che la canzone vi sia piaciuta, potete anche rivederlo su YouTube, Panamera, Lediana Lozzi, Young Mad e ovviamente c'è anche la collaborazione di Fares, dove colgo l'occasione anche per salutarlo e ringraziarlo, perché anche Fares è un ottimo cantante, l'abbiamo scelto proprio per questo e le auguriamo anche lui di avere tantissimo successo. È stato anche presente in studio, non so se ti ricordi. Assolutamente no. Fares. Ho l'occasione per salutarlo. Madda, non so se hai seguito le varie puntate precedenti di Scoop Eventi, noi all'interno del programma leggiamo anche l'oroscopo. Che segno sei? Scorpione. Ecco. Allora Lediana, direi di leggere lo Scorpione. Allora, finalmente avrete le idee più chiare e questo rappresenterà un indiscutibile vantaggio, sia per motivi personali che materiali. Nel complesso questa settimana scorre favorevolmente. Nel weekend i fari dell'astro notturno punteranno su di voi. In Scorpione da venerdì promette un fine settimana tenero in cui assaporare la gioia dei piaceri semplici, la vicinanza delle persone che amate. Ecco. Quindi una settimana d'amore. Sei vicino a persone che ti amano, non so. Bene, se hai già qualcuno, comunque anche in famiglia, voglio dire. Beh, certo, io come la famiglia, come i miei amici, è tutto un amore sfrenato, ovviamente di diversi gradi, però lo definisco sempre amore perché è un affetto immenso. Come ho detto, senza i miei amici non sarei dove sono ora. Sì, sicuramente serve comunque avere delle persone che ti esatto, c'è chi parte singolarmente e c'è chi ha bisogno di un supporto. Noi insieme nel collettivo ci siamo aiutati tutti e siamo andati avanti con i nostri progetti che singolarmente probabilmente nessuno avrebbe iniziato questa strada. Ecco, ma quindi è una bellissima cosa anche questa. Bello, il segno dello Scorpione è anche un bel segno, io ricordo anche ai telespettatori a casa, dalla regia proprio mi dicono è vero, è proprio un bel segno. Il segno dello Scorpione è un segno molto romantico, molto buono, sono persone molto vendicative, non gli piace vincere sempre facile. Non so Madda se ti rispecchi con quello che dico. Sì, molto. Sicuramente anche perché comunque tu fai trap, no? Esatto.
c'è molta gente che fa trap, quindi c'è anche c'è molta concorrenza, competizione, sicuramente, esatto. Infatti noi non andiamo tanto a vedere chi ci fa concorrenza, noi facciamo il nostro, la nostra strada e basta, perché se stai a vedere tanto gli altri dopo ti metti in competizione, secondo me non va bene. Competizione sana è un conto, però competizione quella normale, classica. Però sì, questo è anche un po' un problema, cioè avere tanta competizione forse ti fa fatica. Esatto, può essere un problema, però si può anche rendere punto di vantaggio, no? Facendosi riconoscere, essendo originali, poi assolutamente puoi avere il tuo riscontro. Vuoi, Giovanni, leggere un altro segno e dopo le facciamo un'ultima domanda alla Mada, poi chiudiamo. Direi di leggere la bilancia. Questa settimana vi donerà ampi momenti di riflessione in cui potrete esaminare la vostra vita come dall'esterno, con obiettività, e capire cosa non ha funzionato oppure non funziona e porvi rimedio. Nonostante gli alti e bassi nell'umore, quindi, rimarrete sempre padroni di voi e delle vostre reazioni. Più che di discutere, avete voglia di rilassarvi, godervi la vita e lasciarvi andare al flusso. Non ne potete più di brutte notizie al telegiornale, di regole e timori. Punterete quindi tutto sulla vostra casa, sulla famiglia. Penso un po' come tutti, non ce la facciamo più a sentire comunque brutte notizie al telegiornale, quindi un po' c'è la voglia di spaziare, no? Pensare ad altro, ecco. Forse fare musica è un buon comunque stratagemma anche per superare non so, il momento, non so. Certo, perché è un momento difficile. Comunque stai scrivendo canzoni. Sì, sicuramente, io sono sempre un continuo scrivere in ogni momento. Se in un momento di felicità scrivo un qualcosa di felice, in un momento triste un qualcosa di triste. Adesso in questo momento che pezzo ti sentiresti di scrivere qua in studio? Sicuramente il lockdown sarebbe azzeccato per il periodo che sta correndo adesso. Ecco, proprio qua c'è la nostra foto dietro Mada Panamera. Elicotteri, Porsche, le Diana. Ecco, sponsor voi. E Mada, invece i tuoi progetti per il futuro, quali sono i tuoi sogni e dove ti immagini da qui a 10 anni? Ma sicuramente spero di andare avanti in questo ambito, di continuare con questo percorso della musica e di spaccare sempre di più, diciamo così. E un sogno collettivo comunque del mio gruppo è di portare la nostra musica in giro per il mondo, farla ascoltare alle più persone possibili e speriamo che si realizzi. Sicuramente Mada, se ci credi tu già lo sai, le cose succedono, accadono. E io tanto ti conosco già, so comunque che sei una persona determinata e sei una persona che quando ci mette l'impegno fa cose davvero eccellenti. Tranne l'ultima volta che stavamo per fare una canzone, ma diciamo che non è che mi hai molto... Qualche problema tecnico. C'erano stati problemi un po' tecnici, era una canzone sul calcio che stiamo preparando. Quindi sarà o non ci sarà? No, ci sarà. Ci sarà, però prima volevamo dedicarla solo al calcio, però dopo abbiamo cambiato e vogliamo farlo in un'altra maniera. Mettere scene di calcio, sì. Quindi vedremo le tue rovesciate. Le mie esibizioni il pubblico ci saranno. Le mie esibizioni straordinarie, sì. Metterò anche lo scatto alla risposta. Ogni views 100 euro, views 100. Ecco, no, dai, a parte gli scherzi. Comunque, Mada, io davvero sono stata felicissima di averti avuto qua con noi. Tanto tu lo sai che quando vuoi sei la benvenuta. Certo. E sicuramente magari ti riospiterò per lanciare il nostro nuovo pezzo. Certo. E noi purtroppo siamo quasi giunti al termine. Vuoi salutare qualcuno a casa? Anche Bez, Omar, tutte le persone? Certo, saluto tutti i miei compagni, la Young Boys, saluto la mia famiglia, mia sorella e niente, a tutti quelli che mi seguono. Bene, io mi aggrego a te, un saluto a tutti quanti i telespettatori a casa che ci stanno guardando, tutte le persone che ci vogliono bene, tutte le persone che da tempo seguono la programmazione. Del Giovanni, che vuoi salutare? Come sempre anche a tutti i telespettatori, grazie di seguirci sempre. Grazie mille a tutti e buona continuazione. Grazie Mada. Grazie a te. Ciao, sono Valeria del Club di Più. Da 20 anni promuovo e favorisco incontri per single. Ritrovare l'amicizia, la passione, il piacere della buona compagnia e la gioia di innamorarsi ancora è possibile anche per te. Telefona subito al numero che stai vedendo, leggi le esperienze alla pagina Facebook Club di Più, vieni a trovarmi in ufficio e raccontami la tua storia. Club di Più, l'incontro che vuoi tu. Que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila, aficiado de ti, y hasta el número cambiaste.
te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer. Que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la 100. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo. Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo.